Ancora una tragedia sull'asfalto lungo l'autostrada 4. Un uomo di nazionalità polacca ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino di Livenza all'altezza del chilometro 449. La vittima era alla guida di un furgone che, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva. L'impatto è stato devastante e all'arrivo dei sanitari del 118 per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Il tratto autostradale tra Portogruaro e San Stino di Livenza è stato immediatamente chiuso al traffico, provocando lunghe code tra Latisana e Portogruaro per i veicoli provenienti da Trieste e Udine e forti rallentamenti anche lungo la 28, con disagi che hanno interessato diversi comuni del Pordenonese. La circolazione è stata poi ripristinata, ma le conseguenze sul traffico si sono protratte ancora a lungo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e il personale autostradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Restano al vaglio degli investigatori l'esatta dinamica e le cause che hanno provocato il tragico schianto.